Ciao a tutti piadaroli, un salutone dal piadinone romagnolo e da quel rompiballe di Comendone veneziano e vai. Ali. Dai, siamo al nuovo capitolone della nostra grande campagna, ormai siamo gli sgoccioli, manca pochissimo. Adesso qui Sì, sì. ci sono le ultime fasi di Sono quasi preparazione. emozionato. Sei quasi emozionato, quanto ti Sì. manca? Ci, st- ci stiamo preparando per poi Vabbè. fare lo scontrone finale. Io... Sì, però il Piada è indegno, ragazzi. Io non ho mai visto uno come il Piada. Cioè, Io il sono Piada è indegno. veramente... No, perché sì, Piada, perché... Cioè, te l'avevo detto, cerca di fare le cose nella maniera giusta. Il Comenda deve vincere la campagna, invece tu no, vuoi fare lo stronzo. E guarda come siamo ridotti. Adesso sei tu il grande favorito, già lo eri prima, adesso ancora di più perché Eh, baghi, perché sei un ladro come il sardo. In Perché base, così basta. in base a Basta, cosa basta. io sarei il favorito, no? Giusto per sapere, no? Così almeno me ne rendo conto Perché anch'io. hai i capelli più lunghi dei miei. Perché hai i capelli più Ah, lunghi dei miei. è la minchia più lunga anche direi. Dai, comunque, vabbè, andiamo. No, vaffanculo, dai, partiamo che è meglio, dai. Partiamo che è meglio, zoccola, vai. Ok, va Dai. bene, dai, carissimo, andiamo, vai. 3, 2, 1, via. Buono ragazzuoli, allora adesso vi... Simply de piada. Eccola, adesso si è preso sta vena canora al Marchino che non so, diventa... andrà a Sanremo il prossimo anno insieme da coso là, da Mani Larghe, come cazzo si chiama? Da No, Morandi. no, ma già non è, no, ma io vado a Sanremo perché Belen mi ha invitato una sua Già. istanza Eh, personale. Devo vedere la sogna, Falsarena sogna, e vai. sogna, sogna. Sogno. Simply de Allora, piada. qui Simpli De Piada, intanto con la colonna sonora sotto spiego. Allora, Simpli De Piada qui sta facendo la flotta perché ci sono sti mori di merda che visto che gli ho fatto il culo al loro esercito, adesso ci stanno facendo navi, li stanno cagando dovunque. Dai, fai figo, no? Sì, faccio il figo poco perché io ho perso il mio daimio. Non c'è più nessuno, cioè, nel No, riepilogo non no, c'è nessuno no, seduto no. sopra la sedia, guardate che bello. Io so, Vabbè, cazzo, io ho una moglie su, io ho la moglie anch'io. avida io. Beh, te c'è la moglie che vuole solo i baiocchi, innamoratissimo. Ma Ah, tutto tenero è il piada, beh, ragazzi. Un pollice in su per il piada tenero. per il piede a coglione. Allora, vai, vado avanti a farmi l'esercito per contrastare il Oddio, Marchino. mi pisciona. E te ti pisci addosso. Intanto sono qui che ho i porti bloccati da sti stronzi, che gli venga la salute, vabbè. Ah, niente, praticamente è così la situazione. Adesso io comunque ho i rapporti buoni, almeno spero, con i clan confinanti qua. Sono tutti verdi, quelli che, a parte i Mori, che sono incazzati neri, e beh, è Marchino ovviamente, che ce l'ha un po' con me, visto che siamo rivali, quindi è abbastanza scontata come cosa. Eh, Però queste, no, queste affermazioni non mi piacciono. E sono testimone tutto il mondo di YouTube. mm. Io amo sempre il piada, anche se siamo in duello. Vabbè, quello certo. Punto e basta. È puro agonismo questo, è solo agonismo. Ma io, guarda. Va bene, dai, Marchino, passo il turno che sono qui facendo. I Mori mi attaccano con 4 truppe, di cui 3 samurai e un generale. Io ho tutti a Shigaru messi male con 2 arcieri. Vabbè, vediamo cosa salta fuori. Male che vada li perdo e mi faccio solo samurai. Andiamo sulla battaglia Viva la piada. tattica. Viva la via, ok. Se le prendo anche sto giro. Andiamo sulla battaglia tattica, sul campo tattico. Babon. Sì. Ma tu partecipi? Bella. Beh, insomma, c'è le mie forze che sboccio. Ho una squadra di scandali, cazzo. Mi sembra il prosesto. Dio, ma che cazzo di roba ho? C'ho 2 samurai con Yari e Un uno samurai con con arco e un arco. generale. Io non ho né generale né samurai, sei ben messo meglio tu, scusa. Vabbè, ma tu sei il piada, viva il piada. Ok, viva il Dai, piada andiamo. e viva la figa. Andiamo, dai, come sempre. Allora, sembrerebbe che sia a vantaggio mio la battaglia, ma sinceramente... Cioè poi i numeri Boh, a me dà vantaggio mio. Ah sì? Sì. Va bene. Io poi sono stato generale ovviamente, quindi... già quello è una buona cosa. Sì, vediamo, una bella battaglia questa, molto Sì, sì. tattica secondo me, proprio tattica, perché siamo poche unità, ma bisogna muovere nel momento giusto, ragazzi, lo sapete, il mio obiettivo non è tanto vincere, ma quello di segare più unità del buon Piada. Piada ti amo, vai. E ci prendono per dei bei culattoni. E vai. Beh, culatoni. Vanno sulla nostra pagina Facebook, dopo vedono quanto culatoni siamo.
Vado, va là. Va. Te Oh dici... merda. Ah, poi tu stai fermo. Vabbè, non mi dirai mica che vai nel boschettino, Cipollino. Fatti subito lui, vai. Che bastardo. Ah, io sono bastardo. Che bastardo. Se vai nella montagnetta e nel boschetto. Ma no, sto arrivando, non preoccuparti. Non preoccuparti, dolce Piada. Sì, ma le tue unità sono leggermente più, cioè sono di più, cazzo, alla fine non puoi non vincere, scusa se te lo dico, ma è impossibile. Vabbè, ma ti conta che me c'hanno il morale di un canarino, cioè. Se c'hanno un morale che basta che gli scorreggi in faccia, sono già lì che scappano. Che cazzo, sto un attimo concentrando, raga, scusate. Ma dove stai andando con quei lancieri? Ha scampagnato. No, ho sbagliato tasto, perché ho il mouse rincoglionito, scusate, fiori. Cosa vuol dire rincoglionito? Va da solo. Oh, e arrivano 3 frecce su 10. Ci sono. Ci sono. Aiuto! Simply the best. Il nostro generale è in grave pericolo perché? Ma qui le stanno già buscando. Sì, ma tu non perdono praticamente truppe. Dai, raga, dai. Oddio, aspetta. Sì. Un attimo. Merda, rimango senza arcieri. Ah, sono un bello. Sono il gatto. Te con 11 rimangono lì. Ok. Aiuto. Adesso c'erano i cavallini del cazzo. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. È uno spettacolo vergognoso. Ok. E che fa il giro con la cavalleria? Cazzo, ancora il mouse, no, fiori. Aspetta, ok. Se ti secco il generale vinco, ma senza dura. Ma ormai non sono in difficoltà. Devo ammassare. Però l'ho giocata bene questa, secondo me. Ah beh, Marchino l'ha giocata bene, sì. I nostri uomini stanno Perché ho giocato bene nel generale, cerco di girarlo il più possibile, però... No, ma io so anche se la perdo non è nessun problema. Cioè, ho fatto il mio dovere in pieno proprio. Ho fatto dopo il mio dovere in pieno. Ah, ma abbastanza in fuga già tutto. Ok. Aspetta. Ok. Allora lì, solo all'impatto già sono là che sono titubanti. Ah, la perdo io alla fine, c'è mica pericolo. Allora lì sono tutti là. Ecco. Sono a Shigaro poi alla fine. È uno spettacolo vergognoso. Sì, è vero. Sono a Shigaro. Incredibile, no? Non me lo sarei mai aspettato, nel senso... tra il beh. morale, io comunque ho fatto bene il generale e tutto, è una buona vittoria questa. Ma va bene, tanto alla fine erano tutti a Shigaro, meglio, me li sostituisco con i samurai. Sì, certo. Buono, mi dà sconfitta Però onorevole. le serie... beh dai, diciamo che io ho giocato bene, il Piazza ha fatto veramente il possibile, però ecco una cosa che ho notato è che ragazzi, gli arcieri contano tanto. Porca puttana se gli arcieri contano. Ah, te l'ho detto io. Perché un samurai con arco ha comunque distrutto più samurai con... sì, non mi ricordo quanti erano, però comunque era... Due Shigaru con Ar, due a Shigaru contro un samurai, vince un Ah, samurai. Perché c'è più armatura. sì, incredibile. Vabbè.
Bene, buon per il... Buono, tocca a me. Allora, qui mi ha fatto le Goku Boom, qua le navi dei Mori praticamente. Cioè quelle che loro possono fare più forti. Provo a liberarmi il porto, sennò non riesco a portarmi via le truppe. Io invece ragazzi sto reclutando 3 turni e posso avanzare. Aspetta, va là, ma perché non mi prende? Quindi... Guarda te che stronzata, porca boia. Ah sì, c'avevo le navi nel porto, ma mi faceva usare solamente le due boom. Ok, adesso va bene. Prova a fare automatica, Marchino. Tu non vuoi fare battaglie navali, vero? Vabbè, facciamo Vai, automatica. tranquillo, vai da automatico. Vittoria decisiva. Bravo. Anche se ho perso un sacco di navi, per quello che le battaglie navali preferisco farle, insomma, non io, insomma. Tanto qui mettiamoci qua, adesso mi faccio un esercito navale un pochettino più forte. Esercitino, Bravo Piave. adesso cerco di stare dietro a Marchino con il reclutamento, perché qui se no sono cazzi. Oh, va che arriva, beh, sì, se arrivo. arrivano anche gli agenti qua, Allora, qui intanto cerchiamo di sabotare la gente. Sabota. Ah oh, se no mi vengono a rompere i coglioni adesso. Bene che tanto. Ah, beh, certo. Te sei tranquillo, sereno, ma... Vale, adesso come Ma faccio? per adesso anch'io comincio ad avanzare, manca pochissimo, finalmente, cazzo. Ok, un esercito dovrebbe essere bello forte così. Comunque ragazzi la mia economia è meravigliosa, ho un esercito comunque uno più, cioè due, quasi due, e ho 5.000 in totale e 1.300 a turno, quindi ragazzi ho sistemato perfettamente l'economia, sono veramente soddisfatto, alla fine ho cominciato un po' male, un po' in sordina, però sto recuperando bene. Alla fine mi fa il culo. Ma c'era poi la battaglia finale, tu comunque tutta la tua esperienza, quindi Perché tu non è sicuramente sarà una battaglia equilibrata. Sì, senza dubbio, Concordo. Allora, niente, qui sto continuando a racimolare come sta facendo anche Marchino, quindi io racimolo truppe. Ragazzi. Qui adesso bisogna prepararsi per lo scontrone proprio, il finale. Perché ragazzi 2 turni e posso attaccare, Però sinceramente io sono contento del mio esercito, quindi sono tranquillo di fare comunque una bella figura. Finora spero di averla già fatta comunque questa campagna. Ma sì, però non vedo l'ora di poter fare una figura ancora migliore, perché comunque sono contro il Krieg che è maestro di Shogun nella campagna. Maestro di Shogun, madonna, socio. Giocare a livello molto... Beh, io alla campagna la gioco tipo Empire, la giocavo difficile, però qua, a parte che qua non ho praticamente mai giocato, comunque normale. Vabbè, sì, ok, però il piede è un grande punto, basta, non rompiamo i coglioni. Ok, non rompiamo più i coglioni e passiamo al turno. Buono, dai, per sto capitolo direi che possiamo fermarci qui, Marchino. Cosa ne dici tu? Tanto adesso ci stiamo... Sì, perché adesso... Sì, perché adesso poi tocca a me attaccare, quindi devo arrivare da te, quindi diciamo che insomma, è bello magari vederlo dal mio punto di vista, perché adesso parto e spero di spaccare il culo a tutti. Questa è la mia unica speranza. Lo vedremo in diretta nella tua mappa tattica, insomma, dai, nel prossimo capitolo. Quindi direi che facciamo un bel salutone a tutti i nostri iscritti, insomma, tutti quelli che ci stanno seguendo, poi soprattutto la campagna. Sì, grazie ragazzi, veramente. Sì, infatti, ci date una gran soddisfazione. Per cui un salutone dal piadinone romagnolo e dal grandissimo Comendone veneziano. Ci vediamo alla prossima, dai, col prossimo capitolo che comincerà a prendere un po' di pepe e sale. Ciao raga. Ciao ragazzuoli.